È una cosa che speravo non si verificasse in questo antro, perché per me è una novità, però è possibilissimo perché controlli non ce ne sono d'altra parte, tutto non possono controllare. Il parco è molto grande, i sentieri sembrano sentieri di montagna, no? Di pianura. Tra l'altro sono anche mal tenuti perché ci vorrebbe un po' di manutenzione anche nei sentieri. Comunque si prestano a imboscate, diciamo così, ecco. Ho sentito altre volte, altri anni. Ecco, di episodi simili di Episodi persone. simili perché c'è il bosco, c'è tanto verde, c'è possibilità di nascondersi e quindi anche magari di fare agguati come in questo caso. 3-4 anni fa ho sentito che ci sono stati episodi del genere, che infatti le signore era spaventata. Qualcuno proprio passava di qua e dopo, visto che eravamo qua noi altri, si era tranquilla. C'è da essere un po' guardinghi, diciamo, ad aggirarsi magari nei sentierini laterali. Io sono sempre andata anche da sola a camminare nei sentieri laterali, al mattino, al pomeriggio, anche verso sera. Non ci addentriamo mai nei vicoletti, usiamo sempre le strade percorribili, però nei sentieri secondari lì c'è il polmone di verde dove uno dovrebbe trovare maggiore refrigerio, diciamo. Io qua non ho mai visto nessuno, non so se ci sono vigili eccetera, insomma, ci sarebbe bisogno di una maggiore attenzione. Sì, come ci sono i cosiddetti vigili di quartiere, mi pare, o comunque se vogliamo, delle sentinelle, potrebbe anche essere istituire qualche presenza, sì, magari in fasce orarie un po' più a rischio.